Tutto pronto per la seconda corsa, prova riservata ai gentleman, i salchiacali a reclamare. Non tutto pronto perché Forest Day Room ha ben deciso di andare nel senso opposto alla marcia. Ha bisogno dell'artiere per riportarlo sulla retta via. Anche solo lui, favori al gioco sono per Ellington Treb con Luigi Polverino, più atteso, numero 9 dello schieramento, inquadrato per un attimo dalle telecamere dell'ippodromo del Savio. L'alternativa Forest Day Room proprio, con Sebastiano Colibazzi e poi Daphne Rock, la terza forza, insieme poi a Concord Live, Dolce Indal, Dursamore SM, tutti questi possibili protagonisti alle spalle dei primi tre favoriti che sono Ellington Treb, Forest Day Room e Daphne Rock, questi i tre più attesi quando è quasi tutto pronto. Siamo in partenza, l'1 Daphne Rock, 2 Concord Live, 3 Dolce Indal, 4 Elodie Stecca, 5 Forest Day Room, 6 Enea DBL, in seconda fila 7 Dursamore SM, 8 Vaumar, 9 Ellington Treb. L'allineamento sulla curva di sinistra è già perfetto e l'autostart inizia ad accelerare per il lancio. Non tocca più l'ala Enea DBL dal 6, galoppa Elodie Stecca. Sono partiti con veloce Daphne Rock che prova a tenere le punte di dentro a Concord Live che insiste alla numero fine passa 4 Elodie Stecca squalificato. Poi a contatto dei primi Dursamore SM in terza posizione alla corda, mentre il favorito Ellington Treb è in terza pariglia esterna in penultima posizione. Prova ad avanzare ora Forest Day Room che va all'attacco di Concord Live, cerca di passare a condurre Sebastiano Colibazzi, trova però risposta negativa da parte di Daniele Zanardi che con Concord Live ha deciso di correre al comando. 29,6 per i primi 400 di gara, Concord Live e Forest Day Room uno accanto all'altro, poi Daphne Rock con accanto Dolce Indal. Ripetiamo, numero 4 Elodie Stecca squalificato. Mossa in terza ruota a più di 1 chilometro dalla fine da parte di Ellington Treb che cerca di avanzare in mezzo alla pista. Luigi Polverino lancia l'allievo di Andrea Vitagliano a largo di tutti, sono in 3 così apparigliati quando manca un giro alla conclusione. 1 minuto e 9 decimi per i primi 800 di gara, continua in vantaggio Concord Live, all'esterno c'è sempre Forest Day Room, Ellington Treb che si appoggia per un attimo in seconda pariglia dopo 1 chilometro passato in 1:16,8, si difende Concord Live, insiste Forest Day Room di fuori, a contatto in corda Daphne Rock che non ha speso nulla e precede Dursamore SM, in pariglia c'è Ellington Treb a 400 metri dalla conclusione, una frazione in 15,1 di là. Concord Live sta controllando le offensive di Forest Day Room, risposta in terza ruota Ellington Treb che cerca di venire a far l'arrivo, Daphne Rock che attende l'open stretch, la retta d'arrivo per Concord Live che è in vantaggio, il calo di Forest Day Room, Daphne Rock a contatto a largo di tutti Ellington Treb, Concord Live che ha sempre una di margine, Concord Live vince in percorso di testa nei confronti di Daphne Rock per il terzo posto. Ci sarà fotografia tra Dursamore SM ed Ellington Treb con probabilmente la leva di Giuseppe Leanza ad aver preso la terza moneta. Percorso di testa vincente di Concord Live, Daniele Zanardi per il training di Daniele Cuglini, i colori di Stefano Manzone. L'8 anni da Ruti Griff si impone in percorso di testa, in bello stile, stacca in arrivo. Corre diligentemente al secondo Daphne Rock, al terzo probabilmente Dursamore SM.